Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, l'ente pubblico che in stretta sinergia con l'amministrazione regionale gestisce il mantenimento dell'equilibrio idrico nella provincia di Udine e in parte di quella isontina, recentemente ha organizzato un tour con i consiglieri regionali per mostrare il lavoro che quotidianamente viene svolto a tutela del sistema irriguo e di prevenzione da allagamenti o siccità. Un'intera giornata tra idrovore, centrali idroelettriche, pannelli solari, impianti di irrigazione e scolmatori, alla quale ha partecipato anche Vittorino Boem, presidente della quarta commissione Consiglio regionale. Boem ha confermato la volontà della Regione di valorizzare i consorzi. La Regione crede molto nel rapporto, nella sinergia e nella valorizzazione dei consorzi di bonifica. Siamo abituati a conoscere i consorzi di irrigazione e bonifica più per la parte che ha a che fare con la gestione dell'irrigazione e delle bonifiche dei nostri territori, ma l'aspetto forse meno conosciuto ma altrettanto e forse più importante è la gestione del territorio. Noi abbiamo un reticolo di acque importantissimo, il problema di questo è la gestione. Siamo in un'epoca in cui le modificazioni meteorologiche stanno portando a delle piogge improvvise, stanno portando a immediate presenze d'acqua che vanno gestite. Con la norma l'11 del 2015 la nostra Regione ha previsto che una parte significativa del reticolo dei corsi d'acqua della nostra Regione siano in gestione diretta dai consorzi di bonifica. Questo significa che continuativamente questi corsi d'acqua sono gestiti e mantenuti dagli stessi. Fino adesso uno stesso corso d'acqua poteva avere anche più gestori, poteva avere un pezzo che gestiva la Regione, un pezzo i consorzi, un pezzo i comuni. La norma prevede che l'intero corso, un fiume, è assegnato a un ente o a un altro ente. I nostri consorzi hanno l'assegnazione di appunto diverse tipologie di corsi. Qual è l'altro aspetto significativo sulla quale in collaborazione stiamo investendo? Abbiamo visitato pochi minuti fa l'impianto a San Daniele del Friuli. Se non ci fossero opere come quelle, cioè opere che prevedono in occasioni di piene straordinarie dei nostri corsi d'acqua, tanta parte del nostro Friuli correrebbe il rischio di andare sott'acqua nei momenti in cui ci sono gli eventi eccezionali. Quella presa che abbiamo visto lì precedentemente ha già, diciamo così, salvato il Medio Friuli da almeno 2 o 3 esondazioni che avrebbero prodotto diverse decine di milioni di euro di danni. Ecco, questo tipo di gestione può essere fatto quando tu sul territorio hai una struttura tecnica all'altezza, hai una struttura tecnica che è costantemente sul territorio. Questa è una scelta che abbiamo fatto e con la 11 e rafforzando anche i sistemi di manutenzione attraverso l'assessorato all'agricoltura.